categorie. Primi impiegheranno sicuramente poco tempo per il meritato ristoro finale, le premiazioni alle ore 13:15. Tutto è pronto, vedete la macchina di inizio gara. I giudici sono pronti ad andare via con la pistola, circa meno di un minuto al via. Tutti i concorrenti sono posizionati. Salutiamo anche Lionello Gonza, patrona della birreria Pedavena, sempre protagonista dell'accoglienza qui anche nell'albergo Crocedame, dove ci sarà il pasto per tutti quanti. Manca davvero poco, adrenalina 1000 alla strettoia, dopodiché metri e mezzo a Crocedame. Attenzione, manca pochissimo al via. Stanno ultimando gli ultimi controlli, quindi ancora qualche istante. I giudici stanno terminando appunto il loro lavoro e tra qualche secondo sarà il via ufficiale. Questo 45esimo Grand Prix Sportpool, fortemente voluto da Manifattura Valcismon, da sempre vicina al mondo dello stirolo, in particolare dello sci di fondo, con la nazionale senior presente al Gran Completo quest'oggi, anche quella di Milano Cortina 2026, ieri un test atletico allo stadio di Feltre per testare chiaramente la forma, un ulteriore test che verrà approfondito quest'oggi nel clou di questo weekend dedicato allo stirol e al mondo dello sci di fondo. Attenzione, mancano circa 30 secondi allo start. Ufficiale, quindi a brevissimo, e poi sarà vera e propria battaglia. Vedremo se Ireneo Esteve prenderà il sigillo per le riscavolte su questa prova oppure qualche altro protagonista. Grandi campioni dello sci. Ecco, partito il 45esimo e allora per tutti l'appuntamento è a Crocedame per l'arrivo. Ciao Giuseppe! Ciao.